Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi torniamo su questo gioco dopo circa un anno. Allora, per tutti quelli che vogliono giocare insieme a me, ricordate che il server è Europa Occidentale 3. La mappa si chiamerà New Nevada. Eccola qua, appunto avevo già creato le principali caratteristiche per iniziare. New Nevada, regione pubblica. Ok, come potete vedere lo scenario è molto particolare, assomiglia al territorio del Nevada. È uno stato desertico, come potete vedere, attraversato da un piccolo ruscello che bagna la costa est e fornisce alle città su questa costa acqua e minerali per ovviamente particolari attività industriali. È tagliato da una Rift Valley, come potete vedere, da un affioramento della costa terrestre. E le città e gli spazi per le grandi opere sono due, qui e qui. Le città sono 7 da una parte e 7 dall'altra, come potete ben vedere, e ovviamente si combatteranno il controllo dell'intera zona. Io ho scelto questo luogo, Agave Banks, è un lotto che è collegato con la ferrovia e con il mare. Possiamo avere opportunità di ottenere varie specializzazioni nell'ambito minerario, nell'ambito del carbone, petrolio, acqua e ovviamente abbiamo anche un po' di vento, quindi siamo anche sul Saguaro River. Possiamo reclamare questa cittadina. Dove siamo? Aspettate un attimo, eccoci qua. Allora, Agave Banks, ragazzi, lo so che stiamo appunto iniziando una nuova avventura, quindi affrettatevi a prendere questi posti, perché 14 posti per una varietà di iscritti che ammonta a circa 50.000 sono davvero pochi. Quindi mi raccomando, cercate di arrivare direttamente alla vostra postazione e accompagnatemi in questa avventura. Ed eccoci ragazzi all'interno del nostro paesaggio, il nostro scenario, dopo una breve schermata di caricamento. Allora, vediamo un po'. Il nostro scenario è tagliato da un piccolo fiume, eccolo qui, che attraversa la zona. Come potete ben vedere c'è una piccola costa. Notando all'interno della nostra mappa dei minerali, possiamo vedere che sono stati proprio assegnati nella zona nord, nella sezione opposta a quella dove si trova l'autostrada e la ferrovia. Quindi dobbiamo creare diversi collegamenti per riuscire a far fluidificare un po' il trasporto delle risorse. Notiamo anche una mappa dei minerali ben concreta. Possiamo trovare un'alta concentrazione di minerali proprio in questa zona e sicuramente anche una buona quantità di petrolio. Eccolo qua. Quindi io direi di creare una zona industriale d'estrazione, di produzione risorse in questa parte di mappa, e in quest'altra vedere un po' di creare una zona residenziale. Quindi concentriamoci. Dobbiamo collocare intanto una strada a bassa densità dall'autostrada alla città, diciamo così, che ancora non esiste, per iniziare quindi a creare zone residenziali e fornire energia. Allora, vediamo come possiamo organizzarci. Io direi di partire già di qua. Bene. Vediamo se già l'abbiamo. Traccia una strada partendo. Ok, perfetto. La fondazione della città è iniziata. Quindi dobbiamo intanto allungare un po' questa strada principale, la quale fornirà sicuramente mezzi pubblici adatti e sicuramente all'avanguardia. Vediamo un po'. Dobbiamo calcolare che ogni residenza si può espandere col passare del tempo e con l'aumentare del reddito, e dobbiamo creare una zona proprio precisa e adatta per farla espandere senza affollamenti. Quindi io direi di creare una zona residenziale. Attenzione, una zona residenziale proprio. No. Dobbiamo collegarci per bene. Perché non possiamo farlo? Non lo capisco. Però vediamo di metterci invece così. Allora, vediamo un po'. Possiamo tagliare così, per esempio io la voglio fare fino a qui, e dopo magari andare a collegare il tutto. Ecco, già così. No, dobbiamo essere precisi. Maledizione. Niente ragazzi, dobbiamo per forza lasciar perdere questa sezione. Va bene, qua gli possiamo mettere alla fine un parco, qualcosa. Quindi, per esempio, possiamo collegarci così. Io tipo metto un altro punto di ancoraggio qui e mi fermo qua. Ok. Allora ragazzi, vediamo di andare a posizionare le nostre belle residenze. No, ma non mi piace questa strada così. Maledizione questo punto di accesso qui. Ok, distruggiamola un attimo. Dobbiamo farlo per bene. Vediamo un po'.
Ecco, dai, così dai, forse ci possiamo riuscire. Perderemo forse un pochettino di spazio. Qua non ci possiamo aggiungere per via dell'autostrada, però già così va meglio. L'acqua inizia a mancare, quindi subito noi andiamo a posizionare un punto di raccolta d'acqua. Però questa sarà la zona più inquinata, quindi io direi, ragazzi, di iniziare intanto senza spendere troppi soldi a collocarlo molto vicino alla zona principale. Per esempio lo possiamo mettere, ecco, in queste zone morte. Per esempio qua, acqua alla nostra popolazione. Manca anche un po' di energia, giustamente, l'acqua e ovviamente le acque reflue. Dobbiamo creare un condotto che porti le acque reflue, ragazzi, immediatamente dall'altra parte del mare. Quindi facciamo partire qui una ramificazione verso ovest. Vediamo un po'. Per esempio io voglio far partire una strada così. Eccoci qua. E una ramificazione che attraversi l'intero oceano. Eccolo qua. Perché la pendenza è troppo... perché c'è troppa pendenza. Vediamo così invece. Maledizione. Vediamo così. Per adesso, ragazzi, facciamo così un attimino. Allora, la conduttura delle acque reflue è proprio qua. Dobbiamo per adesso iniziare a smaltire un po' di roba. Inquineremo quest'area, la inquineremo tutta perché sarà solo da estrazione. Questa sarà esclusivamente residenziale. Scusate se ho fatto un attimo quest'opera barbarica così, ma devo farlo immediatamente perché ci servono le acque reflue e ci serve anche energia. Vento mi sembra che non ce n'è molto. Quindi dobbiamo innanzitutto... E io adesso... Ok, questa qui è una piccola... un piccolo aggiustamento. Ma adesso creerò le zone industriali, ragazzi. Allora, le zone industriali. Iniziamo a posizionare per esempio una stradina qui. Così. Iniziamo a creare delle vere e proprie industrie. Così. 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 Così e così. Questa zona industriale basterà per adesso. Va bene. Vediamo adesso di mettere anche una centrale eolica. Qui il vento è a 7 km orari. Qui a quant'è? A 7. Vabbè, un po' di energia ce la garantirà per adesso. Lo posizioniamo qui. E con una piccola strada vedremo di portare l'energia alla nostra popolazione. Non si può incrociare con questa strada? Perché mai? No, perché no? Aspettate. Allora, portiamo una parallela dritta così. Facevo meglio alla zona industriale, ragazzi, a farla più vicina alla strada qui, perché sto spendendo davvero tanti soldi per portare queste strade un po' più avanti. Allora, facciamo così. Abbiamo ancora un po' di soldini. Va bene. Allora, per adesso, ragazzi, facciamo così. Dovevo creare la zona industriale un pochettino più vicina, ma non importa, ormai l'abbiamo fatta. Avanziamo con la nostra velocità. Allora, la nostra energia elettrica, vediamo se arriva. Chiuso, cercasi personale, va bene. Credo che adesso arrivi un po' di gente. Vediamo un po', intanto le fabbriche le stiamo posizionando. Meno male, eccoci qua, già stiamo fornendo energia alla città. Benissimo. Allora, che succede, ragazzi? No, non ti... Ecco qua che arriva l'energia. Attenzione, accendiamo tutto, perfetto. Intanto io con questi ultimi soldi che ho devo riuscire a creare altre abitazioni. Ok, così, così, così e così. I simoleon non sono sufficienti. Va bene. Io direi, ragazzi, di fare un piccolo prestito, un'obbligazione A di $25.000 per iniziare quindi ad avere un po' di soldi in più. Ok. Aggiungiamo un altro po' di casette e il comune lo possiamo andare a posizionare direttamente in questa zona, perché credo che qui possa andare bene. Ok. Ancora un po' di soldini ce li abbiamo, l'acqua va bene, le acque reflue vanno bene.
Allora, battezza la tua città, poi gli diamo un nome. Per adesso dobbiamo concentrarci. Allora, qui le industrie vanno bene, cercasi personale, quindi è inutile per adesso andare a posizionare altre fabbriche in più, meglio far aumentare la popolazione. Mi scuso ragazzi per questo errore da principianti, per aver creato un po' le fabbriche lì in alto, e qui un po' la cosa delle acque reflue mi ha bloccato, però non abbiamo sbagliato nulla, cioè siamo andati un po' più avanti con i soldi, perché questa strada così va bene qui, questa qui va anche bene, ci siamo un pochettino allontanati. Io solo volevo portare le acque reflue lontano dalla zona residenziale, molto lontano, come appunto la zona adesso sistemiamo tutto, perché appena ci arriveranno un po' più di soldi, anzi già lo facciamo adesso. Io prendo adesso il tubo di scarico delle acque reflue e lo metto qui, questo lo rimuovo, perfetto, e adesso regoliamo, appena guadagniamo un po' di più, i conti con questa strada. Il ponte va bene così, ma qua dobbiamo sistemare un po' questa storia, perché andiamo a perdere spazio. Quindi consumo merci, l'industria invia merci agli edifici. Ah, giusto, dobbiamo andare a posizionare ovviamente degli edifici commerciali. Ok, una zona commerciale la possiamo posizionare principalmente qui. Anzi, questa è la zona residenziale, la zona commerciale la possiamo fare qua vicino. Dobbiamo mettere il contatore dell'acqua in una zona morta, maledizione. Ecco, per esempio qua, vicino alla ferrovia. Via dalle scatole. So che sto spendendo un po' di soldi, ragazzi, e non è perfetta la città, però sto cercando di fare del mio meglio, eh. Va bene. La zona residenziale l'abbiamo posizionata come volevamo. Per adesso mettiamo un'altra zona qui. Aumentiamo la nostra velocità. Perfetto. Allora, vediamo qua le fabbriche come stanno andando. Ok, gli affari vanno bene, gli affari vanno bene, va bene, va bene. Le fabbriche stanno funzionando, ragazzi. Le acque reflue funzionano, la nostra energia elettrica è presente. Benissimo. Vedete, ragazzi, non abbiamo sbagliato nulla a livello di impostazione di città. Abbiamo solo un po' speso troppo per queste strade che abbiamo collocato qua in avanti. Ma non è un problema, perché adesso ci stiamo riprendendo pian piano con i soldi. Ok, stiamo anzi guadagnando qualcosa in più. Adesso i negozi riceveranno più merci. Tanto qua andiamo a collocare una nuova strada. E qua anche. Io direi, ragazzi, sì, di andare a posizionare delle altre zone residenziali. Io vorrei investire già da adesso nell'industria del carbone. Cosa ci serve? Ah, un altro edificio industriale. Va bene, lo posizioniamo qua per adesso. Così. Benissimo, un altro edificio industriale pronto. La miniera di carbone è stata approvata. E anche il pozzo petrolifero. Io andrei a mettere immediatamente un pozzo petrolifero, per esempio qua. Quanto costa? 37.000. Dobbiamo raccogliere questi soldi, ragazzi. Quindi andiamo procediamo. Cosa succede qua? Vediamo un po'. Ah, è giusto, il dottor V. Va bene, va bene. Per adesso accettiamo. Intanto qua un'altra missioncina. Adesso queste missioni secondarie le affronteremo. Però intanto ci sarà il problema anche dell'immondizia a breve. Però per adesso con le tasse possiamo aumentare leggermente, così la popolazione è sempre più felice. Vediamo cosa succede se continuiamo ad aumentare le tasse. Per esempio, vediamo un po' la popolazione se si lamenta, ragazzi. Portiamola al 15%. Ok, avanziamo un pelino. Ok. Vediamo la popolazione che dice. Va bene, felice. I compratori non sono abbastanza, dicono gli industriali. No. No, tutti vanno bene. Ok. Facciamo così. Tasse alte, ecco, ovviamente. Mettiamole un pelino. Erano al 9%, mettiamole al 10%, ragazzi, ok. Perfetto. Allora, facciamo così. Andiamo a creare un'altra zona residenziale. Una qua. Sì.
Crisi di disoccupazione. Perché di disoccupazione? Ci sono più lavoratori che posti di lavoro. Ovvio. Mamma mia, ragazzi, non si sente mai una cosa del genere. Mamma mia. Attenzione, vediamo un po'. Mettiamo un'altra stradina qui. Adesso gli aggiungiamo un altro po' di lavori a queste persone. Ok. Così. Bene. Allora, un altro po' di industrie da queste parti. Vediamo di metterne un altro paio qui. Oh, scusate il filo del mouse che al solito fa i capricci. Bene ragazzi, allora stiamo continuando a guadagnare. Io direi che così per adesso può andare bene. Vediamo cosa dice qui. Certo, una piccola città con 2500 residenti. Adesso metteremo anche un po' di spazzatura appena ci sarà l'opportunità. Va bene. Per quanto riguarda la sezione petrolifera ci vuole ancora un po'. Ragazzi, torno tra un istante, arrivo subito, mi raccomando, rimanete con me. Eccomi qui ragazzi. Allora, aumentiamo un attimo la velocità e vediamo un po' come sta andando la situazione. Hanno bisogno un po', la città ha bisogno di qualche negozio in più. Questi negozi che abbiamo qua, vediamo un po', stanno guadagnando un sacco, sono tutti felici, le nostre attività però hanno bisogno di più turisti. Allora, abbiamo raggiunto i 2500 residenti, come potete ben vedere. Stiamo arrivando. Che cosa succede? Crisi di disoccupazione ancora? Ragazzi, le industrie, come potete vedere, le ho posizionate. Tutti vanno. Ho trovato petrolio greggio, sì, sono ricco. Tutti vanno davvero. Tutto va a gonfie vele per adesso. Andrei ad aggiungere qualche piccolo negozio in più, per esempio da questa parte. Aggiungiamo qualche negozietto in più. Maledizione, queste strade un po' storte. Vediamo un po'. Possiamo farle per bene. Caspita. Niente ragazzi, proprio fai i capricci. Vediamo, forse qua il territorio è un pochettino birichino. Facciamo così, dai. Creiamo una ah, che bella la luce del sole. Facciamo così. Va bene, dai. E un'altra qua. Mettiamo qualche negozio in più. Bene. Qui va tutto bene. 38.000 dollari. Vediamo se possiamo mettere finalmente la nostra trivella. Allora, mettiamola immediatamente qui. Oh, e iniziamo. C'è dell'oro nero sottoterra. La città non fa un bel niente a riguardo. Petrolio, come andremo avanti? Grazie al sole. Vedremo. Intanto, vuoi saperne di più sul pannello del budget? Ok, questo è il pannello del budget. Ovviamente abbiamo tutte le nostre informazioni. Grazie signorina. Sì, 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 va bene, come dice lei. Come dice lei. Ah, però, basta. Va bene. Grazie, arrivederci. Alla prossima. Amen. Allora, vediamo un pochettino. Aumentiamo la velocità. Io direi, ragazzi, di aggiungere adesso. C'è qualche problema di energia, ovviamente. Gli aggiungiamo una piccola pala. Eccola qua. Così riportiamo tutto a posto. Anzi, c'è ancora una crisi di energia. Vediamo un po' se inizia a lavorare questa bella pala eolica. Iniziamo a girare. Ok. Allora, questo l'abbiamo sistemato. Andiamo qua a creare un'altra zona residenziale. Così aumentiamo anche la tassazione un po'. Qui la zona si va a restringere, come potete vedere. Dobbiamo creare una specie di stradina che accompagna un po' tutto. Qua adesso lo eliminiamo questo ponte, state tranquilli. Recupereremo il nostro spazio. L'acqua va bene, credo. Sì. È pure pulita. C'è una domanda residenziale. Valore verde, richiesta di case a medio reddito. Vediamo adesso. Intanto ci serve un magazzino. Il magazzino dove lo mettiamo? Il magazzino dove lo posso mettere? Io mi ricordo il deposito commerciale. No, il magazzino lo mettiamo qui. Perfetto. Sì. Va bene, ma adesso no, non abbiamo i soldi per farlo. Piano. Ogni grande viaggio inizia con un passo, no? Con 100.000 passi. Ok. Vediamo un po'.
abbiamo costruito una nuova zona residenziale. Qua le persone sono contentissime di venire, vivere e tutto il resto. I negozi cosa dicono? Stiamo guadagnando un sacco, la nostra attività ha bisogno di più turisti. Tutti siamo irritati per la mancanza di energia. Ok, deposito di minerali grezzi. Va bene. Aggiungiamo qualche altra casettina, per esempio qua. Ancora abbiamo la possibilità di espanderci. Così. Posti di lavoro, stipendio medio. Sono disponibili molti lavori con stipendio medio. Ah, per la centrale, per la nuova centrale per le nuove trivelle che abbiamo messo. Ok. Va bene. Va bene, ragazzi. Allora, io andrei a mettere ancora un altro paio di industrie. Per esempio... No, questa è la zona del petrolio. Dobbiamo necessariamente lasciarla perdere. Per quanto riguarda il carbone, dove lo possiamo mettere? Qua, va bene. Quindi... ragazzi, però dobbiamo scegliere o petrolio o carbone. I minerali grezzi sono qui. Quindi... Io direi di distruggere questa strada e sfruttare anche i minerali grezzi che si trovano qua. Ricordiamocelo. Quindi le industrie adesso le andiamo a posizionare dall'altra parte. Vediamo un po'. Vediamo. Infatti io andrei a mettere le industrie proprio al loro posto. Qua mettiamo un nuovo magazzino per il petrolio greggio. Va bene. Andiamo innanzitutto a posizionare la nostra bella discarica, così eliminiamo qualsiasi tipo di problema. La mettiamo appunto qui. Benissimo. Le industrie sempre in questa zona. Qua andremo a posizionare anche qualche altro elemento che ci serva appunto per... sì, espanderemo le nostre industrie. Magari gli posizioneremo anche una centrale. Però io le industrie qua le metto, Aspettate. Così ci regoliamo per bene. Allora, parchi per aumentare il valore del terreno, tirando così i residenti più benestanti, grazie al lavoro e reddito elevato, pagano più tasse. Va bene, per adesso ragazzi abbiamo concluso. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ogni consiglio è sempre ben accetto. Ciao a tutti.